Bene, signore e signori, sono molto lieto di dare il benvenuto a questa cerimonia di assegnazione del premio dell'Istituto Veneto per Venezia. Il premio, che è alla quarta edizione, come probabilmente sapete, viene attribuito ad un articolo oppure a un video riguardante Venezia, che si distingua per l'acutezza, come dice l'intitolazione del premio, per l'acutezza dell'analisi della realtà veneziana. Prima di proseguire desidero presentare le persone che sono qui con me al tavolo. Sabine Meine, direttrice del Centro Tedesco di Studi Veneziani, con cui l'istituto nostro ha anche avuto da tempo relazioni di collaborazione. Umberto Lemandi, che è il direttore del Giornale dell'Arte, e Gherardo Ortalli, che è mio collega e membro del Consiglio di Presidenza dell'istituto e della Commissione giudicatrice del premio. Dunque, dicevo che il premio riguarda l'attenzione dei media alla città di Venezia. È da decenni che si parla e si discute di problemi in Venezia. Questi problemi col passare del tempo sono diventati i guai di Venezia, così come titola l'interessantissimo dossier della rivista Italia Nostra del giugno scorso. E riguardo a questi guai è oggettivamente spaventoso il ritardo della riflessione della proposta politica da parte delle istituzioni. Io non so se il convegno UNESCO Future of Venice del prossimo novembre riuscirà a riaprire la discussione sulle prospettive. Mi fa piacere comunque notare che una delle 3 sessioni del convegno si intitoli Culture and Development, from Restoration to Revitalization. Sfortunatamente c'è un punto di domanda. E questa è una brutta cosa, perché teoricamente noi dovremmo aspettarci delle proposte, e invece sono ancora dei dubbi sulla possibilità di una rivitalizzazione della vita di Venezia e della sua cultura. La stampa locale ha già comunicato il nome dei vincitori, con cui già mi congratulo, ma insomma verrà dopo questa fase, e il contenuto dei loro articoli. Per cui posso permettermi di inquadrare questi 2 lavori in questa prospettiva di revitalization col punto di domanda. Di fronte alla malattia di Venezia, come è stata spesso così denominata, questa malattia cronica che potrebbe portare a una fine tragica, l'articolo di Fiona Ehlers potrebbe essere considerato un'ottima radiografia. È un articolo molto bello, fatto molto bene, molto acuto, come si dirà più avanti. E quello di Enrico Tantucci contiene spunti interessanti di una possibile terapia o quantomeno di un trattamento. Voi sapete che in medicina si distingue la terapia dal trattamento. La terapia è qualcosa che risolve la malattia, il trattamento viceversa consente di stabilizzare l'ammalato in una fase in cui, pur non essendo rimosse le cause della malattia, tuttavia il paziente gode di una vita sufficientemente buona dal punto di vista della qualità. Come rappresentante di un'istituzione che da quasi 2 secoli è presente attivamente e devo dire autorevolmente a Venezia, mi sento autorizzato a proporre qualche elemento di riflessione, motivato proprio da questi 2 articoli. E sono molto lieto che sia presente qui il professor Paolo Baratta, presidente della Biennale, perché la sua impostazione, che è stata impostazione di successo, di molto successo, e mi congratulo con lui per questo, deve essere, secondo me, presa ad esempio dalle istituzioni culturali veneziane. Baratta è riuscito a innalzare significativamente il livello delle diverse sezioni della Biennale, e questo è un successo incredibile, perché ha messo così tali attività culturali al centro della scena internazionale. Oggi, ieri, l'altro ieri, cioè quando si parla di Biennale di Venezia, si parla con rispetto e si parla della Biennale di Venezia con ammirazione. Ecco, questo è un raggiungimento che non è un raggiungimento finale, ma è un punto importantissimo di svolta. E questo non solo rappresenta per la Biennale la logica evoluzione di una storia culturale gloriosa, ma fornisce oggettivamente una prospettiva, come esempio alle altre istituzioni, una possibile alternativa allo squallido turismo delle grandi navi. Io sono convinto personalmente che questa sia la strada da seguire,
produrre cultura, ognuna delle istituzioni per suo conto, non c'è bisogno di un coordinamento, non c'è bisogno di niente, basta che tutti si impegnino in una visione strategica comune e condivisa. Produrre cultura, non solo offrire i gioielli di casa alla famelica incursione delle telecamere, delle fotocamere, dei forzati della subcultura. Io credo che se le istituzioni culturali saranno capaci di raccogliere questa sfida, Venezia vivrà ancora per molto molto tempo. E con questo io passo adesso la parola al professor Gherardo Ortalli, che leggerà le motivazioni del premio. Prego. Grazie. La commissione giudicatrice era composta da Gian Antonio Danieli, presidente, Lady Frances Clark, Lorenzo Fellin, Leopoldo Mazzarolli, Gherardo Ortalli, Manlio Pastore Stocchi, Antonio Paolucci, Andrea Rinaldo, Pierre Rosenberg, Wolfgang Wolters, Alvise Zorzi e Sandro Franchini come segretario. Le motivazioni dell'associazione del premio sono queste. Nel prendere in esame le proposte pervenute per questa quarta edizione del Premio Giornalistico per Venezia dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, la Commissione giudicatrice ha potuto anzitutto rilevare come si confermi in pieno la sicura rilevanza dell'iniziativa, comprovata dal livello della partecipazione di rappresentanti della stampa nazionale e internazionale. Proprio la qualità degli articoli e video proposti ha reso più difficile che nelle edizioni passate la scelta del vincitore, tanto che la Commissione si è ritrovata infine concorde nell'attribuire il premio ex aequo a due distinti lavori, particolarmente coerenti allo spirito del premio. Su queste premesse il giudizio finale è stato unanime nell'orientarsi verso gli scritti di Fiona Ehlers e Enrico Tantucci. L'articolo della signora Fiona Ehlers, Das Leben einer Toten, apparso sul numero del febbraio 2011, 21 febbraio, di Der Spiegel, offre un ottimo esempio di giornalismo di alta qualità, riuscendo a proporre in termini lucidi e persuasivi il quadro di una città straordinaria insieme pressata da necessità e problemi di forte rilievo. Con una scrittura chiara e vivace, accompagni il lettore nel prendere coscienza dell'importanza e della vastità di ciò che oggi Venezia e il suo ambiente si trovano ad affrontare. Questioni di estrema delicatezza per la vita della città vengono esaminate avendo cura di fornire gli elementi indispensabili per una equilibrata valutazione, libera da preconcetti, destinata ad un pubblico che voglia essere correttamente informato sulla realtà veneziana. L'articolo di Enrico Tantucci, Venezia merita di essere Venezia, con un punto interrogativo finale, apparso sul numero del Giornale dell'Arte del giugno 2011, si apprezza per la qualità della ricerca e l'impegno dell'analisi con cui affronta un tema complesso e articolato, qual è quello delle molte istituzioni culturali veneziane, cogliendone insieme i caratteri, le connotazioni e il ruolo comunque fondamentale che svolgono nella vita e negli equilibri della città. L'attenta ricognizione, esito di un indubbio lungo lavoro di indagine, mette in evidenza funzioni, meriti e difficoltà, affrontando il tutto con lucida attenzione insieme con uno spirito critico in grado di sollecitare stimoli e discussioni certamente utili. Tutto ciò premesso, la Commissione giudicatrice ha deciso all'unanimità di conferire il premio per Venezia dell'Istituto Veneto per il 2011 ex aequo agli articoli di Fiona Ehlers e di Enrico Tantucci. Questo è il testo. Ecco, prego Enrico Tantucci se vuole venire a dire qualcosa. Beh, innanzitutto ringrazio l'Istituto perché ha apprezzato anche lo spirito con cui questo articolo è stato composto, che era uno spirito anche critico, ma di critica costruttiva. E poi devo ringraziare
il mio giornale, La Nuova Venezia, che da anni mi permette di occuparmi a 360 gradi di questi temi, cioè dei temi della cultura, che a Venezia sono così importanti e centrali, e il Giornale dell'Arte, che mi ha dato la possibilità di svilupparli in una riflessione meditata come da tempo avrei voluto fare. Ecco, io appartengo alla categoria, diciamo, dei foresti che sono diventati, non dico veneziani, ma che sono poi progressivamente identificati con la città, perché sono qui ormai da una trentina d'anni. E la cosa che mi ha sempre colpito è sempre stata la straordinaria ricchezza, appunto, dell'offerta culturale e della varietà di istituzioni presenti in città, che si occupano a vario titolo di cultura e di ricerca, ma del fatto come che questo, che è nei fatti un sistema, non lo sia, come posso dire, nel suo sviluppo quotidiano. Diciamo, queste istituzioni sono un po' staccate l'una dall'altra, non si percepisce, se ne percepisce la ricchezza, ma non se ne percepisce la trama. E questo è un po' quello che mi ha spinto anche a questa riflessione, cioè si demonizza giustamente la monocultura turistica imperante e le sue degenerazioni. Però questa, che potrebbe essere realmente un'alternativa, e lo è già, perché in pratica un distretto della cultura esiste già a Venezia. Ci sono circa 6.000 persone a vario titolo che si occupano di cultura, che vivono di cultura, che sono quasi un decimo della base demografica. Ecco, tutto questo non è ancora diventato un sistema funzionante in tutti i suoi apparati. Ho scritto questo articolo proprio nella speranza, nel mio piccolo, di stimolare una riflessione su questo, cioè su come fare in modo che, mantenendo ogni istituzione ovviamente la sua autonomia e i suoi programmi, sia però possibile creare questa rete e renderla operativa. Nell'articolo io individuo 2 soggetti che in questo momento sono molto attivi sul campo della cultura e che, per la loro stessa ragione d'essere, possono in qualche modo fare da stimolo per tutto il sistema, che sono la Biennale, che ha il pregio di essere da una parte un'istituzione internazionale di grande prestigio, dall'altra un'istituzione che è sempre più legata anche alla città e che dialoga sempre maggiormente con la città, al punto che il presidente Baratta, che vedo qui di fronte, quest'anno ha vinto il premio per veneziano dell'anno, pur non essendo veneziano. Questo la dice lunga. E poi il sistema universitario, perché il sistema universitario, che ha la base giovanile che manca a Venezia in modo stanziale, è quella che può favorire questo, secondo me, questo passaggio tra la cultura e la ricerca, ma anche la creazione di nuova cittadinanza. Non è niente più che un articolo, quindi non aveva altre pretese, ma spero che, però, secondo me questo è un tema che diventerà comunque sempre più importante nei prossimi anni, perché il turismo andrà avanti con i suoi numeri e con la sua forza, e bisognerà seriamente pensare a cosa, non dico contrapporgli, ma come fare in modo che Venezia continui a restare una città al di là del turismo. La creazione di un sistema funzionante di istituzioni che producano cultura, ma anche lavoro legato alla cultura, stanzialità legata alla cultura, secondo me è forse l'unica possibilità da non perdere. Grazie. Grazie. E adesso do la parola a Nina Ulrich, in rappresentanza della dottoressa Fiona Ehlers, che è la vincitrice, la quale, essendo stata incaricata di seguire la visita del Papa in Germania, noi siamo ovviamente reverenti, e quindi ubi maior minor cessat, quindi lei la rappresenta ufficialmente. Grazie. Lei. Quindi avete già sentito che non sono Fiona Ehlers, che è molto spiacente di non poter essere qua.
Collaboro però spesso con lei perché dallo Spiegel sono l'incaricata di ricerche per l'Italia. Ho solo preparato 2 parole. E quando l'articolo qui premiato è stato pubblicato a febbraio, ero infatti a Venezia facendo 2 mesi sabbatici di ricerca scientifica. Ora sono veramente grata di poter essere qui con voi, presso un istituto che apprezzo tanto perché ci ho passato anche dei giorni di studio intensivo e fecondo ed in una città con cui ho uno stretto legame personale. Ed ancorché il premio non sia mio, ed io non posso sostituire la mia cara collega Fiona, le ho promesso non di meno di parlare anche un po' secondo le sue intenzioni. Tutti e 2 testi qui premiati manifestano un'osservazione critica della vita culturale e sociale a Venezia e documentano... È troppo forte? Ah, non si sente niente? Io sento tutto. E i testi, soprattutto quello dello Spiegel, documentano piuttosto difetti che conquiste. Tutti saremo d'accordo che il visitatore amante del patrimonio culturale vedrà sempre in parte l'inondazione turistica e lo sfruttamento commerciale della città, con tutte le loro conseguenze. E quel visitatore interessato e dedicato all'arte e alla cultura inevitabilmente comincia a preoccuparsi per questa Venezia che gli sembra diventata già più un museo sovraffollato che città abitabile, come l'ha descritto Fiona nel suo articolo. Noi che l'abitiamo o l'abbiamo abitata, comunque sappiamo che Venezia vive, ciò nonostante, che gli abitanti ci sono e la vivano, che lontano dalle vie turistiche ci sono le manifestazioni politiche e culturali, le biblioteche e gli studenti e studiosi, ci sono i bar dove si parla anche in dialetto veneziano. Poi per Venezia anche bisogna considerare quel gran gruppo di abitanti che non sono veneziani nati, ma ci vivono per convinzione e per passione. Scrittori, studiosi, studenti, stranieri, tanti altri, e che fanno un contributo considerabile alla vita sociale e culturale della città, ed anche loro hanno, si può dire, il diritto di constatare: questa è la mia città e mi preoccupo per lei. Chiunque l'abbia conosciuta a fondo prende partito per Venezia e cerca di contribuire alla difesa dei suoi beni, perché ci sono pochi che possano resistere all'incanto di Venezia e tutti quelli che siamo rimasti incantati la vogliamo fare un po' nostra. Vogliamo conoscere le piccole cali nascoste, i ristoranti senza turisti e le piazzette tranquille e siamo fieri di poter spiegare come si arriva da San Giacomo all'ospedale ad un pedone perso nel labirinto stradale. Vogliamo far parte di questa meraviglia urbanistica. Penso che sia anche di quella voglia di partecipazione, a parte dell'ammirazione, che nasce la preoccupazione per Venezia, quella preoccupazione che ci fa raccontare i suoi malanni prima delle sue meraviglie. Perché noi amatori della città vorremmo che lei si possa guarire dalle sue malattie e rimanere per sempre quella di cui ci siamo innamorati. Ricevere oggi il premio dell'Istituto Veneto per Venezia è un onore per lo Spiegel, tanto di più quando si condivide con un'analisi così precisa e così dettagliata come quella fatta da Enrico Tantucci nel suo articolo. Ed anche se io solamente lo prendo in custodia, lo faccio con molto piacere e molto consapevole della sua importanza. Grazie. Bene, adesso, ringraziando Nina Ulrich, do la parola adesso a Sabine Meine, direttrice al Centro Tedesco Studi Veneziani. Prego. Sì. Gentili signore e signori, posso parlare così qua? Sì, rimani seduto. Sì. Prima di tutto desidero ringraziare l'Istituto Veneto e il suo presidente
Gian Antonio Danieli per l'invito a questo evento prezioso e importante per la vita veneziana. È per me un onore poter presentare e commentare qui, in uno dei istituti di Venezia più rinomati per la scienza e la cultura, un articolo di una mia compatriota tedesca. In questo modo poter operare come mediatrice tra la sfera pubblica del mio paese e quella di questa città, che da un anno ho il piacere di conoscere dall'interno, da quando cioè dirigo il Centro Tedesco di Studi Veneziani, centro interdisciplinare a Palazzo Barbarigo della Terrazza. Ho usato deliberatamente l'espressione vita veneziana perché sono qui per parlare dell'articolo della giornalista Fiona Ehlers, Leben einer Toten, vita di una morta. L'autrice è del 2010 corrispondente per l'Italia dello Spiegel, Lo Specchio, che in Germania è il settimanale di informazione più diffuso, con la sua tiratura di più di 1 milione di copie, ed è stato calcolato che 6 milioni di tedeschi leggano il settimanale, vale a dire 9% dell'intera popolazione sopra i 14 anni. Lo Spiegel, come anche la giornalista, sono di Amburgo. Fiona Ehlers ha studiato germanistica e giornalismo e lavora al settimanale dal 1999 come corrispondente per l'estero un po' in tutto il mondo, Cina, Africa, India e soprattutto i paesi arabi, anche i più difficili come Afghanistan, Pakistan, Iran. Fiona Ehlers, che ha studiato anche storia dell'arte, è la persona più adatta a presentare al pubblico tedesco località diverse, non solo come luoghi di grande tradizione culturale e artistica, ma anche per indicarne i punti dolenti. Con questo articolo, Leben einer Toten, Fiona Ehlers informa una larga fetta dell'opinione pubblica di lingua tedesca, non solo in Germania, quindi, ma anche in Austria e in Svizzera, circa i problemi sociali e ambientali della città che per lo più restano ignoti alla grande massa di turisti che affollano la laguna solo per breve tempo. In tal modo l'autrice offre una prospettiva diversa da quella pittoresca che domina il sentire quotidiano dei turisti. A dire il vero, negli organi di informazione tedeschi più avvertiti e sensibili, negli ultimi tempi si sono moltiplicati i reportage critici sui problemi che affliggono la città. Il grande merito dell'articolo di Ehlers consiste nell'averlo fatto su un mezzo di comunicazione che raggiunge un pubblico molto più esteso. Nel suo articolo l'autrice ci parla delle complesse difficoltà della Venezia di oggi, il turismo di massa, l'abbandono della città da parte dei residenti e l'arrivo di tanti stranieri, come anche i problemi ambientali, finanziari, quelli legati all'acqua alta. E lo fa in uno stile tipico dello Spiegel, scenografico e retoricamente indirizzato talvolta verso il gioco di parole, ma sempre chiaro e vivace. Ad esempio, di ciò vorrei citare il titolo, che evoca subito il contrasto tra vita e morte. La morta, in questo caso, è ovviamente Venezia, precisata nel sottotitolo Venezia, il luogo più romantico del mondo, è in pericolo. L'articolo è attraversato dalla potente e efficace metafora dei topi che abbandonano la nave che affonda. Come si dice già nel primo capoverso, visto che l'autrice lascia parlare un dimostrante veneziano travestito da topo che grida «Venezia affonda e noi scompariamo». Prima però di illustrare brevemente in dettaglio il contenuto dell'articolo, mi preme sottolineare che Fiona Ehlers vede in Venezia solo una delle città in pericolo tra le grandi attrazioni del turismo di massa, come Firenze, Roma, Praga o i centri storici di Ibiza e Maiorca,
molto amati dai tedeschi, per le quali Venezia rappresenta lo scenario del prossimo futuro. Questa città, unica nel suo genere, viene dunque presentata come precursore dei problemi globali di domani. E cosa accade a una città tanto piccola, protagonista della globalizzazione del turismo? Al centro dell'articolo vi è da un lato la descrizione dei progressi del progetto MOSE, modulo sperimentale elettromeccanico, dall'altro il turismo di massa, in mezzo i veneziani e coloro che qui si sono trasferiti. Fiona Elas conosce e ama Venezia dal 1976 e per scrivere questo articolo è stata complessivamente 4 volte in città, come lei stessa mi ha raccontato, conoscendo così personalmente e da vicino i personaggi di cui parla, che sono solo una minima parte di quelli intervistati. Dapprima descrive un gruppo di dimostranti mascherati come per il carnevale, che staziona al mercato di Rialto per protestare contro la riduzione di Venezia a Disneyland. In seguito incontra Giovanni Cecconi, ingegnere del Consorzio Nuova Venezia, che le illustra il MOSE con tutti i suoi retroscena, i suoi ostacoli e i suoi oppositori. Poi è la volta di Matteo Secchi, portavoce del movimento cittadino Venezia.com, che le spiega come molti emigrino a Mestre, ma che anche è possibile fare il ritorno a Venezia, a patto che sia pronti a lavorare in albergo come ha fatto lui stesso. Dopodiché Fiona Elas ci racconta la storia di Alvio e Gabriella Gavagnin, un'anziana coppia di via Garibaldi, con lui ex venditore di biglietti per la linea 1. Una coppia che per amore della città ha malinconicamente raccolto 5.000 foto della Venezia di un tempo, per testimoniare delle sue grandi e radicali trasformazioni. Elas parla anche del professor Wolfgang Scheppe, il cui catalogo per la mostra Migropolis, dedicata alla globalizzazione e ai problemi connessi all'immigrazione, ha fatto conoscere all'autrice anche i problemi di chi è venuto a vivere in questa città. Infine, l'autrice ha accompagnato nei suoi giri anche un venditore ambulante di borse, il senegalese Momo, da Venezia sino al suo dormitorio di Mestre. L'articolo termina con un nuovo incontro con Matteo Secchi, che avviene davanti al contatore di veneziani della farmacia di Campo San Bartolomeo, e dove l'intervistato le rivela che per il prossimo carnevale progetta di tirare fuori dal baule il costume da indiano, visto che è uno degli ultimi indigeni rimasto. Permettetemi di concludere con alcune riflessioni personali. Senza dubbio, il compito più urgente in senso sociale del giornalismo e anche la sua arte consiste nel presentare una situazione scegliendo casi estremi, tanto più se lo scopo è di sensibilizzare il pubblico e costringerlo alla riflessione. L'articolo di Fiona Elas ci riesce pienamente, non cede alle facili aspettative del lettore frettoloso, non fornisce un'immagine favolosa e pittoresca di Venezia, ma una più severa e approfondita. Del tutto consapevolmente si è concentrata sugli aspetti più inquietanti e pericolosi del futuro di questa città, ben sapendo che ve ne sono ovviamente altri belli e affascinanti. Non è del resto la prima volta che viene scelta una prospettiva distruttrice allo scopo di risvegliare l'amore di un pubblico per l'oggetto. Negli anni 70 questa era per esempio una idea che guidava la musica d'avanguardia come quella dell'allievo tedesco di Luigi IX, Helmut Lachenmann,
che tra l'altro tra poco sarà di nuovo in città dopo aver ricevuto il Leon d'Oro alla carriera nel 2008. E comunque questo modello fa parte già da molto della storia della città. Sila Elas dunque parla della vita di una morta, che tuttavia è ancora viva, si inserisce in una lunga tradizione. Anche l'articolo di Fiona Elas, cioè, che intende liberare la città del mito romantico che la imprigiona, corre il rischio, appunto perché si concentra sui scenari apocalittici, di tessere le lodi della città morta e ricadere così nel vecchio mito della città decadente, che in tal modo rientra dalla finestra. Un mito che Venezia conosce assai bene, non solo dai tempi di Ruskin o del racconto di Thomas Mann, che nel 2012 compirà giusto 100 anni. Fin dalla prima età moderna, infatti, le preoccupazioni per la sopravvivenza per un ecosistema unico nel suo genere infiammarono gli animi e portarono tra l'altro allo sviluppo del suo proprio mito di cui ancora oggi noi tutti ci nutriamo. Scrivere di Venezia dunque resta una sfida incomparabile, proprio come viverci, dal momento che questa città si può solo in parte paragonare a Firenze, Praga o Ibiza. In questo senso Fiona Elas ha offerto una preziosa possibilità al pubblico tedesco di venire in questa città e vederla con occhi diversi, senza preconcetti. E di questo dobbiamo ringraziarla. E grazie anche a voi per l'attenzione. Bene, molto bene, grazie. E adesso passo la parola a Umberto Lemandi, direttore del Giornale dell'Arte, prego. Io chiedo immediatamente scusa a Enrico Tantucci. Sì. Può stare seduto tranquillamente. Sì. Ho più animosità se sono in piedi. Ah beh, allora... Benissimo. Chiedo subito scusa a Enrico Tantucci perché a differenza di questa eccellente introduzione di Sabina, no? Non parlerò molto specificatamente della sua inchiesta, della sua indagine. Ma in primo luogo vorrei dire come è nata questa inchiesta, questo articolo, questa ricerca sulle istituzioni culturali veneziane. Ed è qualche cosa che riguarda la mia attività professionale, perché in questo caso sono stato presentato come direttore del Giornale dell'Arte, ma sono stato in realtà interpellato come editore dei libri editi dalla mia casa editrice, perché Enrico Tantucci mi ha proposto un appuntamento, se non ricordo male, in quel caffè dove andiamo tutti, chi più chi meno, spesso in Campo Santo Stefano, e lì mi disse: io vorrei preparare anzi un libro che faccio un panorama di tutte le istituzioni veneziane attive e culturali, e ho pensato che lei sarebbe l'editore forse più adatto, grazie Tantucci di questa fiducia, e io lo guardai bene, fece un po' di riflessione, ed essendo relativamente esperto di libri da un lato e di giornali dall'altro, dissi: secondo me fra 3 mesi c'è la Biennale Venezia. Perché questa cosa non la trasformiamo da un libro, quale avrebbe voluto essere, in una inchiesta giornalistica, e per la prima volta nella storia del nostro ormai quasi trentennale giornale gli diamo anche 6-8 pagine. E Tantucci accettò, no, fece un atto di fiducia, è vero. Sono contento della scelta, perché pur essendo ovviamente fortemente innamorato di qualcosa che sta gradualmente scomparendo, che è il libro per la sua funzione, spero di no, spero che sia molto lunga, ma l'uso pratico del libro è indubitabile che è sostituito da vari altri mezzi di informazione molto più adatti, molto più pronti. In questo caso ho fatto la scelta giusta, credo di aver fatto la scelta giusta. Non mi fermo a parlare
In questa rapida chiacchierata vorrei accennare a 2, 3, 4 punti, ma brevemente, che questa occasione e il conferimento e il ricevimento di un premio di cui sono estremamente onorato, data l'ammirazione enorme per la città di Venezia e il legame che ultimo degli ultimi mi permetto di fare. E secondo, dalla grande stima e dalle eccellenti relazioni, spero che non abbiano influito le nostre eccellenti relazioni nel conferimento del premio con l'Istituto Veneto, mi ha fatto grandissimo piacere in qualità di editore ricevere. Allora, la prima quesito che mi è venuto in mente come è meglio un libro o meglio un'inchiesta giornalistica? Io credo che, come ho accennato poc'anzi, che l'inchiesta giornalistica sia molto più efficace. È vero che il libro rimane poi nelle nostre biblioteche, ma rimane sepolto forse in biblioteche che poi non verranno raramente consultate. L'uso e il consumo del tempo... Come? Ah, vabbè. No, non tenerlo vicino alla bocca, perché fa poco. Okay. È mia moglie, e non è una moglie tedesca, è una moglie inglese, ma... Allora, il primo quesito era: è meglio un articolo di giornale? È più efficace o un libro? E francamente devo dire che è una scelta nella quale spesso mi capita di dover cimentare, e non mi fermo qui a dire perché, tanto è facilmente intuibile. In questo caso specifico, e con una città effettivamente complessa, particolarmente emblematica e problematica come Venezia, un'inchiesta giornalistica mi è sembrata molto opportuna. Credo che abbiamo avuto ragione entrambi, caro Tantucci, a decidere in questo senso. La seconda riflessione che andrebbe fatta, perché io sto guardando le cose da un punto di vista dell'editore, e a questo punto la convivenza e l'equilibrio tra il giornalismo cartaceo e il giornalismo online. E dobbiamo certamente, anche questo non riguarda specificamente il lavoro fatto da Tantucci, ma certamente è una considerazione che è una scelta che ogni giorno, più che una scelta, sono valutazioni che ogni giorno un editore deve fare. Credo di avere idee abbastanza chiare, in questo senso mi illudo di avere idee abbastanza chiare, perché da ciò dipende molto il futuro della mia attività, e più ancora della mia attività il futuro della mia casa editrice. Ed è questo sostanzialmente, che mentre sulla online l'informazione dobbiamo andarla a cercare, e la troviamo facilmente, per fortuna, questa è la straordinaria potenza del mezzo, la presenza su un giornale in certo senso si impone, mentre nel caso dell'online richiede un'attenzione, una dedizione attiva, un'interrogazione attiva, nel caso del giornale invece è qualcosa che si impone e che rimane per un giorno, per una settimana, per un mese, sotto i nostri occhi. E questo è un aspetto che per fortuna gioca ancora molto a favore dell'utilità e della funzione della stampa. Una terza riflessione che sempre discende da questi aspetti è quella: come stiamo oggi a giornalismo d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta, direi particolarmente nel nostro paese, mi pare abbastanza in decadenza, e sarebbe interessante, credo, analizzare perché. C'è una decadenza di interesse spesso da parte degli editori o dei direttori, perché costa. Fare un'inchiesta fatta bene, ho ascoltato con molta attenzione quanto 4 volte è venuta la vostra giornalista, la signora Fiona, a Venezia, e un giornalismo d'inchiesta costa parecchio tempo, costa fatica, costa ricerca. Ora, in questo caso, nel caso di Tantucci, la ricerca lui l'aveva fatta. Da 30 anni vive a Venezia, si occupa di queste cose, anzi questo tema gli premeva molto esprimerlo e sintetizzarlo nella sua inchiesta.
Ma la riflessione sul giornalismo d'inchiesta è molto importante. Anna Somers-Cox, mia moglie, mi ricordava ieri che 14.900 giornalisti americani hanno perso il loro lavoro negli ultimi 7-8 anni. Mi parlava del fatto che 700 circa giornalisti si sono posti come giornalisti d'inchiesta autonomi, indipendenti, proponendo il loro lavoro. Mi ha ricordato che negli Stati Uniti vi sono oggi delle fondazioni che finanziano non soltanto pubblicazioni aventi caratteristiche culturali o di ricerca particolari, ma finanziano il lavoro di singoli giornalisti freelance per le loro ricerche di inchiesta, e che in Inghilterra, per esempio, addirittura delle agenzie statali usano questi giornalisti per fare delle ricerche. Mi ricordava quello dell'Environmental Investigation Agency, che ha fatto ricerca sulla destinazione dei rifiuti tossici, e questi giornalisti li hanno inseguiti in Africa, arrivando direttamente a constatare e scoprire che addirittura poi venivano smaltiti da bambini. Quindi possiamo immaginare il peso di una cosa di questo genere. Ricordiamo in Italia l'inchiesta sullo schiavismo per la raccolta dei pomodori, eccetera, eccetera, che un giornalista ha vissuto per un mese, o quello di un altro giornalista che è tornato con i clandestini in barca dal Nord Africa. Bene, noi abbiamo, come giornale dell'arte, abbiamo sempre pensato che il giornalismo d'inchiesta è fondamentale, è la ragione base fondamentale di una pubblicazione specializzata, che vuole avere un senso sulle materie di cui si occupa, che è il punto di riferimento per quanti si occupano di una certa specializzazione come l'arte, eccetera. Quindi in questo senso la proposta fatta a Tantucci era molto coerente con le caratteristiche del nostro giornale. A questo riguardo mi permetto di sottolineare l'aspetto perfino estremo che diamo a questa persistenza e questa attenzione. Voi avrete seguito probabilmente in qualche modo il processo che c'è stato sull'esportazione clandestina di opere archeologiche, che ha coinvolto le acquisizioni fatte da musei americani e dal Getty in particolare. E voi sapete che queste notizie attraggono, e se ne parla in televisione, attraggono i giornali quotidiani, se ne parla un giorno, se ne parla 2 giorni, e poi la cosa finisce lì. E noi abbiamo voluto, facendo un grosso sacrificio, perché ci manca sempre lo spazio sufficiente per parlare di tutte le cose di cui abbiamo informazione, sulle quali abbiamo articoli, interventi, abbiamo fatto 29 puntate per riferire puntata per puntata delle sedute che il Tribunale italiano, con un giudice molto attento, il dottor Ferri, ha dedicato a questo particolare tema per il nostro Paese così delicato e così sensibile. Dico questo, volontà di non mollare l'osso e di tenere duro nel tempo, come un carattere purtroppo molto perso del nostro tempo. Sto passando, no, sono ancora in tempo. Dal giornalismo, dalla necessità, dall'importanza, dall'utilità del giornalismo d'inchiesta, vorrei passare all'altra considerazione che mi ha trascinato questa riflessione su questo premio che avete conferito a questa inchiesta. Ed è quella del campaign, dell'azione più attiva, non soltanto quella che è il riferire sui fatti acquisiti e constatati e verificati da parte di un inviato speciale, ma il susseguente azione di intervento attivo su situazioni che sono difettose o che stanno per diventare difettose. E in questo senso mi è venuto in mente che non sto facendo una celebrazione del nostro giornale, sto cercando di evidenziare gli aspetti che hanno legato più volte il nostro giornale alle vicende di questa vostra straordinaria città. Per esempio i campaign che facemmo, e lo dico con una certa vanto, forse mi sbaglio,
quando ci fu la proposta, non so più quanti decine di anni fa, di fare un'esposizione universale a Venezia. E in quel caso noi ci opponemmo con estremo vigore, attraendo e richiamando l'attenzione della stampa internazionale su questo rischio, su questa proposta, e usammo, andammo a cercare le fotografie che erano state fatte per il famoso concerto dei Pink Floyd. E mi ricordo che dedicammo, non so più se 4 o 6 pagine con queste straordinarie, spaventose fotografie di cosa significava questo flusso non organizzato di un certo pubblico in questo luogo unico al mondo. E questo dei campaign, e un altro campaign che abbiamo fatto recentemente, questo fatto d'intesa con mia moglie che si occupa di Venice Imperial, e quindi qui abbiamo un altro legame in più verso di voi. Il campaign che facemmo contro l'uso degli spazi, l'uso pubblicitario degli spazi esterni degli edifici dediti che sono in corso di restauro. Apparentemente è una lodevolissima situazione quello di cercare i soldi che le nostre povere casse non hanno più, sia pubbliche e neanche private, con questi sistemi. Purtroppo vi sono degenerazioni che sono possibili da un lato, e non mi soffermo su questo, ma vi sono anche, come dire, dei fondati sospetti che talvolta questi, come si chiamano questi rivestimenti esterni occupati da grandi immagini pubblicitarie divengano quasi la causa principale, ma non voglio essere così malizioso. Resta il fatto che una visione di Venezia, quale è apparsa ai miei occhi, ai nostri occhi, 1 anno o 2 anni fa, specialmente di sera, quando tutte queste presenze pubblicitarie dominavano assolutamente ogni immagine di Venezia, e pensando a chi veniva in questa città, magari una volta sola nella vita, magari avendo speso una cifra abbastanza importante per certi budget, e poi ne riporta una visione così di una serie di stand, quale appariva Venezia, c'era qualcosa di non corretto, qualcosa di non giusto nei confronti di queste persone. Facemmo un campaign al quale risposero entusiasticamente e con grande forza i direttori dei maggiori musei del mondo, dal direttore dell'Hermitage, al direttore del British, al direttore del Prado, insomma la cosa ebbe una grande ripercussione e fu ripresa da tutti i giornali, dai principali giornali in tutto il mondo. Quello dei campaign è una questione molto delicata, perché lì si introducono e sovrappongono un sacco di cose, come sono passioni personali, risentimenti, la volontà di affermarsi, protagonismo e cose del genere. Quindi è una questione che deve essere fatta, interessi politici, interessi economici, una questione che deve essere fatta con molta misura. Bisogna essere molto sicuri con se stessi e molto onesti verso i nostri lettori per fare un campaign. Allora sì che un'azione di questo genere può avere una sua forza, ed è la forza istituzionale della stampa, della stampa libera. Mi sto annoiando e finisco, mi rubo ancora 2 minuti, perché l'ultima riflessione che ho fatto è quello che è il ruolo particolare di Venezia. Venezia è, come è stato detto, una città, e tutti sapete, assolutamente unica, non tocca a me dirlo, ma ha delle contraddizioni assolutamente impressionanti. È sicuramente la città più bella, oserei dire, che esiste, pur amando tante altre città. È la città che ha la maggiore concentrazione di opere d'arte, peraltro straordinarie, in rapporto alla sua dimensione, ma oggi ha un numero di abitanti straordinariamente ridotto, sproporzionato al suo contenuto e al suo valore, se vogliamo mettere in questo termine. Ma in compenso questo numero straordinario numero molto ridotto di abitanti ha un numero pazzesco, straordinario di visitatori. Non vorrei dire 18 milioni all'anno, una cosa di questo genere, 19, forse 20, non lo so, poi crescono, tutti puntiamo a crescere, il dominio, la prevalenza della quantità sulla qualità.
che è la cosa ossessiva del nostro tempo, in tutte le cose che facciamo, questo dominio, prevalenza del numero sulla qualità e l'essenza delle cose è veramente, qui lo possiamo vedere tangibilmente, e dovrebbe essere un elemento, mi pare, fondamentale nelle scelte di chi ha la responsabilità delle cose pubbliche di tutto questo. Continuando su Venezia, c'è da un lato l'estrema, tipico delle città abitate da pochi abitanti, e qui è un osservatore esterno che ve lo dice, ma attento e devoto, c'è l'estrema litigiosità di questa città e la competitività degli abitanti, e dall'altro la loro straordinaria ricchezza, perché è indubbio che Venezia è una città straordinariamente ricca. Il grandissimo giro d'affari dei turisti, ma l'inadeguatezza delle risorse pubbliche continuamente denunciata da chi ha la gestione e la cura delle cose veneziane. Da un lato il suo assoluto cosmopolitismo. Quando vengo a Venezia incontro persone e amici da tutto il mondo, ma nello stesso tempo constato il profondissimo provincialismo di chi a Venezia vive o ha deciso di vivere, perché è molto autoreferenziale. Una città che da un lato avrebbe una vocazione evidente verso la contemplazione, la meditazione culturale, e dall'altro è turbata e disturbata continuamente da un'invasione di legittimi turisti che però non trovano e non sono invitati, e sono anzi distolti dalla capacità di accostarsi alla città con la dedita dedizione, concentrazione, attenzione, con quel tanto di silenzio monastico, direi quasi, che una città di questa straordinaria qualità potrebbe richiedere. Bene, io ho finito. Sostanzialmente volevo dire queste cose, salvo aggiungere una che riguarda proprio l'inchiesta di Tantucci. In una città che ha queste caratteristiche è molto importante, non è facile fare giornalista, io credo. Noi usiamo, il nostro giornale usa degli straordinari, ha creato una rete di straordinari corrispondenti specializzati in tutte le principali città del mondo. Per esempio, da anni a Venezia abbiamo l'eccellente Lidia Panzeri, moglie peraltro di un mio vecchio amico come Adriano Donaggio, non riesco a aprire questo arnese, grazie mille caro Gerardo, ma usiamo anche mandare degli inviati speciali, come i grandi giornali come The Spiegel, eccetera, eccetera, ci insegnano, perché possano accostarsi a queste realtà con una visione distaccata e obiettiva. Vorrei concludere con due parole che avevo scritto, e queste le leggo, anziché di questo discorso a braccio. Io credo che, tra l'altro, vi sono forti condizionamenti su chi opera localmente in situazioni così concentrate. Sono inevitabili, perché le passioni personali, politiche, l'interesse si intrecciano. Allora voglio dire questo, che sono contento di questo premio, anche perché un premio internazionale come questo, mi sono permesso di scrivere, non può che rafforzare l'indipendenza operativa e di rispetto locale per un giornalista che una volta di più ha dimostrato con la sua funzione, con questa inchiesta, la sua volontà di svolgere la sua funzione con la propria testa e non con la testa degli altri, pur con i limiti che tutte le teste hanno. E che una volta di più Tantucci, in questo caso questo giornalista, ha dimostrato di saperlo fare, mantenendo il rigore e l'autonomia che la deontologia professionale richiede e impone a qualunque persona, a qualunque giornalista. Perciò questo premio servirà a premiare Tantucci, ma soprattutto servirà a Venezia e ai veneziani, dando più forza ai giornalisti onesti e scrupolosi, come Tantucci, come Fiona e tanti altri, che aiuteranno Venezia a capire se stessa e agli stranieri come me a tentare perfino di capirla oltre che di amarla. Grazie.
Bene, le ultime parole di Umberto Alemandi hanno riproposto esattamente il significato di questo premio, perché quando abbiamo deciso 4 anni fa di istituire questo premio, l'intenzione nostra è proprio di far capire ai veneziani che cosa c'è nella città, che cosa si vede, perché dall'interno non si può avere un'idea chiara. È come stare in una barca, uno non può capire che cosa c'è dietro, davanti. Sta sulla barca, tutto solido, tutto bene, eccetera. Non vede gli iceberg che arrivano finché non gli sono addosso. Quindi questo tipo di autoreferenzialità che io stesso, diciamo, ex veneziano, ma non veneziano di formazione, insomma, condivido in qualche modo, stando a Venezia, però è un difetto che va corretto, e quindi soltanto attraverso gli occhi degli altri. E devo dire che l'altro aspetto mi pare importante, che sia stato evocato da tutti e 2 gli interventi, è la necessità, cioè la ineludibile necessità di internazionalizzare questa città, cioè di aprirsi al mondo. Aprirsi al mondo, non al mondo di piroscafi, ma al mondo della cultura, la cultura che c'è altrove. Questo è il discorso, gli occhi, la testa degli altri. Ecco, in questo passo che io dicevo, non a caso ho citato la Biennale, perché è un esempio questo di apertura al mondo. Quando le istituzioni di Venezia, compresa la nostra, che sta cercando faticosamente di entrare in questa strada, riusciranno a alzare il loro livello di qualitativo, non quantitativo, qualitativo dell'offerta culturale, non delle mostre, ma dell'offerta culturale, produzione di cultura. Quando questo avviene, ci sarà ovviamente una presenza a Venezia di persone che vengono a Venezia per sentire i concerti a Fenice, per vedere la Biennale, per partecipare alle discussioni, per partecipare ai corsi di formazione internazionale, tutte queste cose. Questa è la Venezia che può rinascere, soltanto come Venezia della cultura. Ecco. E i politici devono riflettere su questo, perché non è dal punto di vista economico irrilevante la cultura. Non voglio fare la reclame al ministro Galan, ma qualche tempo fa aveva scritto un articolo che è comparso forse sul Sole 24 Ore, non ricordo, uscire dalla sfiducia nella cultura. Diciamo, è paradossale, insomma, che dopo quello che i disastri che hanno fatto con i tagli alla cultura se ne esca un discorso di questo genere, però il significato è interessante. Cioè, non so se poi lui sarà capace di fare questo passo in avanti, ma in questo articolo diceva non bisogna trascurare gli aspetti economici della cultura, non di quella fruita, cioè quelli che vengono a vedere il museo, la mostra, eccetera, eccetera, ma tutto quello che viene messo in moto da iniziative culturali di alto profilo. C'è tutto un indotto che crea occupazione non solo, ma può creare anche occupazione stanziale, cioè persone che proprio per ragione del loro lavoro preferiscono stare vicino a dove lavorano piuttosto che sobbarcarsi la fatica di un viaggio quotidiano di 30-40 km. Insomma, scusate, chiudo semplicemente ringraziando tutti, ringraziando ovviamente Sabine Maine, Umberto Alemandi, complimentandomi con Tantucci per il premio e con Fiona Ehlers telepaticamente, e invitando tutti a un aperitivo che si tiene qui nel giardino, penso, vero? È nel giardino? Sì, quindi fuori nel giardino. Grazie ancora e arrivederci.